Appena eletto governatore, Luca Zaia aveva promesso l'approvazione entro un anno dello Statuto e del Regolamento della Regione, due leggi ritenute fondamentali per perseguire l'obiettivo di ridurre le spese e i tempi della politica veneta, esigenza mai così sentita come in questi giorni di indignazione per i costi della casta. Rispetto alla data indicata sul contratto con i veneti è però passato qualche mese di troppo. Stringere i tempi, questo è dunque l'ordine scandito alla maggioranza, ma anche l'appello rivolto all'opposizione. Serve infatti un'alleanza trasversale per consentire in aula un blitz entro fine luglio. Un anno fa abbiamo depositato statuto e regolamento. Magari per il cittadino giustamente magari può anche significare poco, ma statuto e regolamento significa lotta ai costi, sprechi, numeri e soprattutto ricordiamo l'efficienza. E a questo proposito il leghista si è presentato alla redazione di Antenna 3 per mostrare il suo cedolino nell'ambito della campagna sulla trasparenza lanciata dal direttore Domenico Basso. Sono 9.738 euro. Verso la Lega questa dichiarazione Camera dei Deputati con bonifici bancari, quest'anno ho versato 67.000 euro, il mio netto mensile quest'anno è di 4.154 euro. Tutto qua. Nessun privilegio, ha tenuto a precisare Zaia. Io non ho l'auto blu e ho rinunciato anche al rimborso parallelo, ma da tempi non sospetti, anche al Telepass ho rinunciato. Quello di cui il Carroccio non ha fatto a meno è stata invece l'inaugurazione di 3 sedi ministeriali a Monza, nessuno spreco dai dicasteri al nord, secondo il governatore veneto, quanto piuttosto un'opportunità. Non solo il centro decisionale nei territori, ma l'opportunità di formare la nuova classe dirigente pescando dai vivai dei giovani di quei territori.